Questo servizio è offerto da Fare, Servizi Integrati per l'Impresa. Siamo alla 19ª mostra micologica, seconda festa del fungo di Baruchella. La festa è ormai una tradizione qui a Baruchella e richiama persone che vengono a visitare questa splendida esposizione anche dai paesi vicini. Come è nata questa mostra? La mostra è nata dagli appassionati di funghi 19 anni fa come mostra. La facevamo assieme alla biblioteca comunale e il circolo Noi di Baruchella. Poi nel 1997 ci siamo costituiti in associazione micologica, dato il nome del chiodino. Siamo contenti di come sta andando l'associazione. Ogni anno siamo riusciti ad allargare il giro delle conoscenze portando sempre più funghi nelle nostre mostre. Nelle 19 mostre che abbiamo allestito qui a Baruchella ci sono passati circa 1300 funghi, 1400. Abbiamo deciso di mettere su questa festa del fungo che in provincia mancava, non c'era nessuna festa del fungo, c'era la festa del tartufo, però la festa del fungo non c'era, così assieme alla Proloco abbiamo istituito questa festa, vedo che sta avendo successo, speriamo che continui. Ai ragazzi che sono venuti a visitare la nostra mostra noi abbiamo insegnato questo, abbiamo detto ragazzi non toccate nulla perché il fungo deve essere conosciuto per essere colto, altrimenti non si deve assolutamente toccare, va rispettato, ammirato per la sua bellezza ma non va toccato perché può essere estremamente pericoloso. Quest'anno è l'anno della biodiversità e quindi anche qui a Baruchella si è voluto trattare questo tema. Sì, quest'anno è l'anno internazionale della biodiversità, anno 2010, è stata istituita tramite le Nazioni Unite nel 1996 in Canada, si è portata a realizzare questo anno del 2010 delle biodiversità. Ci è stato chiesto dall'associazione micologica Bresadola di Trento di fare una panoramica anche sul nostro territorio per i ragazzi delle scuole di questa biodiversità. Noi abbiamo fatto una mappatura del territorio comunale di tutti i siti che stanno scomparendo, siti di interesse ambientalistico. È stato realizzato anche assieme al gruppo naturalistico Biancospino che opera qui nel nostro capoluogo. È stato un lavoro abbastanza impegnativo perché abbiamo fatto la mappatura dei funghi, insetti, farfalle, molluschi, erbe, fiori, mammiferi, tutto quello che abbiamo trovato sul territorio abbiamo fatto la mappatura e sappiamo che cosa esiste adesso nel comune di Giacciano con Baruchella. La seconda festa del fungo è anche buona cucina. Venite a visitare la mostra micologica anche il prossimo anno, nel mese di ottobre, vi aspettano non solo funghi ma anche buona cucina e ballo.